mostacciolo croccante, ossia il mostacciolo duro, come si dice a Napoli, un mostacciolo toast a mattonella, praticamente non è altro che un semplicissimo croccantino fatto a forno. È un'ottima variante per tutte quelle persone che non preferiscono il mostacciolo morbido. Ecco, vi ricordo che nel mio canale adesso compare la scheda in alto, il mix Simone Esposito Pasticcere Dolci Natalizi. È un ottimo croccantino, vi ricordo che nel mio canale ci sono anche i croccantini beneventani fatti con il classico caramello, mentre questo croccantino è un croccantino che viene infornato e praticamente viene glassato come un classico mostacciolo a forma romboidale, però quando lo mangiate ha un sapore splendido perché è ricco di mandorle. Ovviamente nel nostro video abbiamo messo le mandorle, si può fare anche una variante alle nocciole o altro tipo di frutta secca. Ringrazio sempre tutte le persone che mi hanno fatto una donazione. Vi ricordo che sotto la descrizione insieme alla ricetta trovate il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale e renderlo sempre più competente e interessante. Adesso andiamo a fare questi splendidi mostaccioli. Vai con la sigla! Allora, la ricetta per i mostaccioli duri, la dose è per circa 30 pezzi da 30 grammi, 250 g di farina 00, 250 g di mandorle tostate o altra frutta secca a vostro piacere, 125 g di acqua, 250 g di zucchero, ammoniaca per dolci 1 grammo, la punta di un cucchiaino, aroma vaniglia o qualsiasi altro aroma volete a piacere, cioccolato fondente per glassare 600 g. Se volete potete utilizzare qualsiasi altro tipo di cioccolato a vostro piacimento. La prima cosa che andiamo a fare è tostare le mandorle per circa 5-7 minuti, il tempo che si toglie l'umidità interna e si inizia un po' ad imbiondire. Raffreddate diciamo un poco le mandorle ancora tiepide, le andiamo a passare nel mixer o frullatore, quello che avete, le andiamo a fare di una maglia non molto piccola. Vedete? Andiamo a fare di una maglia media in modo tale da avere la sensazione di avere le mandorle anche nel contenuto del mostacciolo quando andiamo a mordere, diciamo. Vedete? Questa consistenza, diciamo, vedete ci sta ancora qualche mandorla intera dentro, la posso andare a rompere anche con le mani, ogni tanto vi saluto sempre quando vado a fare il video. Ecco, andiamo a mettere la classica farina a fontana centralmente, andiamo con la mano a fare un cerchio, la classica fontana, ecco, e vado a mettere gli aromi nell'acqua, in questo caso ho messo la vaniglia, vado a inserire anche la punta del cucchiaino, ossia 1 grammo di ammoniaca per dolci, lo vado a sciogliere nell'acqua, inserisco lo zucchero centralmente al cerchio di farina. Vi ripeto, io preferisco mettere come aroma solo la vaniglia perché è uno dei pochi dolci che rimane senza pisto, senza arancio, senza niente, e quindi preferisco rimanerlo così a livello di sapore, che si sentono le mandorle, il cioccolato e l'impasto, che è molto piacevole al palato. Vado a inserire l'acqua nello zucchero e a questo punto inserisco anche tutte le mandorle, vedete come sono grossolanamente tritate, non molto piccole, e vado a mescolare tutto centralmente. Come vi dicevo, questa ricetta non prevedo pisto, cannella, aromi pesanti, perché nel pacchetto natalizio, cioè nei dolci natalizi che andiamo a mangiare ogni anno, vedete vado a rompere ogni tanto qualche mandorla che è rimasta intera, ogni anno è pieno di aromi. Ovviamente i mostaccioli morbidi ci sono l'aroma, il cocco è pieno di aroma, susamelli pure. Questo mostacciolo preferisco rimanerlo, diciamo, al suo sapore
di mandorle, perché è carichissimo di mandorle, data la sua anche croccantezza, è preferibile per me personalmente rimanerlo con aromi semplici, ossia solo la vaniglia e le mandorle. Vedete, vado a mescolare il tutto molto facilmente. Diciamo che le mandorle hanno ancora quel po' di calore della tostatura, quindi hanno sciolto anche tutti gli ingredienti, zucchero e tutto quanto. Una volta preparato, diciamo, questo panetto d'impasto, lo lasciamo stare almeno un quarto d'ora, 20 minuti. Ecco, vado a togliere tutti i residui lateralmente che ho pasticciato durante l'impasto. Ecco, vediamo che l'impasto già quando dopo 5 minuti, questo è diciamo più o meno 3-4 minuti dal totale impasto con l'acqua e tutto, vedete che già inizia a rassodarsi l'impasto, si va ad asciugare e noi aspettiamo un altro po' finché non possiamo stendere l'impasto, un po' come abbiamo fatto anche con i roccocò, con i mostaccioli morbidi e tutto, e anche con i susamieli. Vedete l'impasto man mano si inizia a solidificare perché si va a asciugare, perché le mandorle erano tiepide, si va a raffreddare, automaticamente si va meglio a stendere poi dopo i mostaccioli. Ecco, dopo un altro po' di tempo vediamo che l'impasto si è seduto, però si è asciugato la maggior parte, diciamo, vedete, dei suoi liquidi, e vado a mettere su un po' di farina, tolgo dal fondo senza farina e metto un po' di farina sotto, mi aiuto a togliere i residui di impasto con un cucchiaino che avevo a portata di mano e vado ad inserire la farina sopra per far sì che si asciughi un po' prima. Vado a formare un panetto omogeneo. Ecco, adesso mi aiuto con il cartoncino e la farina. Mi raccomando, fate un pezzettino per volta, così potete stendere ben finemente l'impasto, perché questo impasto va steso finemente, che poi nel forno comunque crescerà sempre. Se avete uno stampo per mostaccioli mignon, risparmiate di fare questa operazione, cioè che io faccio dei listelli di impasto rettangolari sottili per poi andarli a tagliare a rombo. Ma mentre se voi avete uno stampo per mostaccioli mignon, risparmiate tutta questa operazione e fate direttamente la stampatura nella placca. Invece io vado a fare questi pezzi di impasto che poi vado a tagliare, vedete, e vado a ricavare dei rombi. Ovviamente poi dei ritagli di impasto li inseriamo di nuovo nell'impasto che andiamo a stendere dopo. Vedete, io vi faccio vedere per esempio come si fa a fare per esempio i mostaccioli. Vedete, vado a ricavare dei rombi, più o meno saranno di 30 grammi, non li facciamo molto grandi come vi ho detto nella presentazione, perché il mostacciolo duro per me deve essere un mostacciolo un po' più piccolo, per poi andare più facilmente ovviamente quando andiamo a dare il morso, mentre se lo facciamo troppo grande, troppo spesso come mostacciolo morbido, avremo poi difficoltà con la masticazione e proprio quando si va a mangiare è molto più difficoltoso da mangiare, mentre piccolo e bello, piccolino, maniariello come diciamo a Napoli, e quindi andiamo, vedete la misura, vedete? Come diciamo a Napoli, maniariello, piccolino, bello, perché ovviamente essendo croccante un po' più difficoltoso da mangiare. Beh, poi proseguite in questo modo, vedete, facendo di rombi, poi ovviamente l'impasto più si inizia ad asciugare e meglio andrete alla lavorazione, ovviamente è normale. Vedete, vedo questo pezzo, faccio un altro listello, vedete, poi man mano l'impasto già si sta iniziando ad asciugare e andate meglio
nella lavorazione, vedete, molto più facili da inserire nella placca. Facciamo vedere. E vado a fare 4x4 mi sembra, nella teglia da forno classica, questa qua adatta per tutti i forni, che è standard, sempre aiutandoci con foglio di carta da forno, come vedete. Vado a modellare casomai con le mani si storpiano tutti i mostaccioli, vedete, sempre lo stesso sistema. Vado a fare i rombi aiutandomi sempre con farina, altrimenti si appiccica tutto sul tavolo. E vado a mettere nella teglia. Ovviamente se vedete che avete difficoltà a stendere l'impasto, aspettate tranquillamente, ecco, vedete, completata la teglia, ho fatto 4x4, anche un'ora, e poi iniziate con la lavorazione. E andiamo a fare sempre un pennello con un po' d'acqua per togliere quella farina in eccesso che ci può dare fastidio poi dopo, durante la glassatura con il cioccolato. Il cioccolato va a assorbire farina, quindi noi andiamo a cospargere di acqua ogni mostacciolo in modo tale da avere il mostacciolo sopra più o meno senza molta farina, altrimenti andiamo a macchiare tutto il cioccolato. Già partiamo sbagliato con il glassaggio, vedete, ecco qua, e vado ad infornare per circa a 200 gradi 10-12 minuti. Ecco qua, vado a infornare a 200 gradi per circa 10-12 minuti. Veramente diciamo che è facoltativo, perché ogni forno purtroppo cuoce in un modo. Comunque il colore dei mostaccioli, vedete che deve essere questo colore, diciamo, dorato, non troppo scuro e non troppo bianco, altrimenti avremmo un mostacciolo troppo morbido, diciamo, e non più friabile. Raffreddati i mostaccioli li andremo a mettere, vedete come deve essere, ecco, come vi dicevo deve essere un mostacciolo freddo. Lo andiamo a mettere nel contenitore. Ripeto, per la glassatura i mostaccioli devono avere almeno un raffreddamento di 2 o 3 ore, altrimenti poi verrà compromessa, diciamo, la qualità del cioccolato, cioè praticamente sì, andiamo a macchiare anche il cioccolato a livello di superficie, verranno dei mostaccioli abbastanza scarsi di qualità a livello superiore. Ecco, dopo raffreddati andiamo a sciogliere il cioccolato come di consueto. Vedete, ho utilizzato cioccolato che si può trovare benissimamente nei supermercati, cioccolato fondente, è il top per il mostacciolo duro. Vedete, come sempre, sotto acqua bollente, metto sopra la pentola d'acciaio e vado a sciogliere a bagnomaria. Ecco, in questo modo poi vado ad aggiungere sempre più cioccolato, quello che mi serve, 600 grammi. Una volta sciolto il cioccolato, mi metto sul tavolo. Se non avete una paletta come ce l'ho io, potete utilizzare una forchetta, perché in questo caso sono i piccolini, i mostaccioli. Vado a rigirare per l'ultima volta il cioccolato e vado a glassare con la forchetta. Se non avete, vi ripeto, la paletta come ce l'ho io, andate a glassare in questo modo con la forchetta e mettiamo su una rete con fogli di carta sempre da forno, sia per far, diciamo, scendere il cioccolato, sia per poi dopo metterli sull'altro foglio di carta da forno. Ecco. Ovviamente vi sto facendo vedere come fare senza la paletta, vedete, ogni tanto è un po' difficoltoso solo con la forchetta, però meglio di niente. C'è anche chi lo fa con le mani, ma io non mi trovo purtroppo.
A questo punto prendo la mia carissima paletta, è molto più comoda, vi consiglio di comprarla se volete fare questi lavori, vedete? Molto più pratica. In mancanza però forchetta va bene lo stesso, basta che fate questa operazione. Ecco, a questo punto vado ad alzare, dopo 2-3 minuti che sono rimasti sulla rete, vado ad alzare su un altro foglio di carta da forno per lavorare ben pulito, vedete? E aspetto poi a quel punto che si asciughino e si possono togliere dal foglio di carta da forno. Ecco, fatti tutti i mostaccioli, vado a pulire sempre il tavolo per rimanere sempre, ecco, sono pronti tutti i mostaccioli per farveli vedere, eccoli. Una volta che si raffredderanno poi con almeno 2 o 3 ore di raffreddamento, se non di più, penso pure 3 ore, li vado a togliere e li metto comodamente nell'apposito pacchetto natalizio. Ecco, vedete? Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale e lasciate un commento qui sotto che come sempre vi risponderò a tutti. Seguitemi sempre sui social, Facebook, Instagram e TikTok. Vi ricordo che sotto la descrizione, insieme alla ricetta, troverete il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale e renderlo sempre più competente e interessante. Vi ricordo che in alto compaiono sempre le schede con le mie playlist create che vi indirizzeranno a nuovi video che non avete mai visto nel mio canale. Oppure sotto la descrizione, sempre quando aprite la ricetta, in basso ci sono tutte le playlist che io ho citato nei miei video. Ragazzi, un bacio a tutti, alla prossima ricetta!